dramma dei suicidi, dramma di soldi che non arrivano agli imprenditori e il problema del patto di stabilità. Sono temi legati? Sono sufficientemente legati. Avere 1 miliardo e 300 milioni pronti per pagare fatture e non poterle pagare significa comunque mettere in difficoltà qualcuno. Poi c'è un altro fenomeno che è quello di privati che non pagano privati. Anche questo è un malcostume che deve essere risolto. Il patto di stabilità va quantomeno allentato a livello nazionale, anche perché è un'invenzione tutta nazionale, una sorta di equa condivisione del malessere. O meglio ancora, sforato da tutti noi assieme. Se andiamo da soli è impossibile sforarlo, tutti assieme però sì. Per quanto riguarda i privati che non pagano privati, ci deve essere una sorta di moral suasion, come si direbbe, un'azione di sensibilizzazione rispetto a questo fatto che è un'assoluta novità qui da noi in Veneto. Beh, le regioni assieme ai comuni, penso che se la regione del Veneto avesse al suo fianco i 581 comuni, e vedo che ANCI in questo momento si sta muovendo, sicuramente metteremo in grossa difficoltà Roma, ma questo significherebbe per i veneti, per le aziende venete, avere almeno un paio di miliardi di euro a disposizione. In una parola, come definirebbe questo dramma dei suicidi, se c'è un termine che lo può definire questo dramma? È una tragedia epocale, un autentico bollettino di guerra, oltre 60 persone che hanno perso la vita da un anno a questa parte. Non entriamo nelle storie personali perché ogni storia è una storia a sé, però diciamo che comunque la crisi ha pesato e sta pesando molto su molti imprenditori. Andando invece nella sua veste di Lega della riunione di ieri di Belletto, pace fatta o covano bracci sotto? No, guardi, il fatto che qualcuno esprima le sue considerazioni vuol dire che c'è una guerra. La guerra forse l'ha disegnata qualcun altro. E la verità è che ieri abbiamo discusso e rigettato le dimissioni di Roberto Maroni, che vogliamo segretario fino alla fine naturale del suo mandato. Più che alimentare polemiche ho detto semplicemente quello che pensavo. Ciò non toglie che non cambia il mio rapporto con il segretario Tosi, visto e considerato che la vera sfida è quella di combattere un nemico che abbiamo, che è lì fuori, che si chiama Roma, che si chiama malaffare, che si chiama spreco e che sicuramente pesa negativamente per i veneti. La Lega del futuro qual è secondo lei? Beh, quella che saprà essere sempre più rappresentante degli interessi dei veneti, dei lombardi e del nord e che farà pesare anche ogni singolo voto minacciando ogni volta di mandare a casa tutti. Modello Baviera o modello Sudtirolo, come qualcuno pensa? Ma io penso che ci sia assolutamente un progetto di un partito egemone al nord e allora qualcuno potrebbe dire CSU. Dall'altro c'è un atteggiamento sicuramente molto più incisivo che è quello da Sudtirolo che dice se vuoi il mio voto devi darmi qualcosa e questo forse è l'unica cosa che li fa svegliare. Stiamo vedendo Grillo in queste ore che sta facendo così e vedrete che porterà a casa il risultato. E lei sui due modelli con chi sta? Con quello veneto sempre. Non possiamo liquidare dei modelli che sono storici, il CSU è un modello che esiste dal 1949, la Südtirol Volkspartei sappiamo benissimo che è stata comunque artefice di una rivoluzione autentica nel Sudtirolo e direi che i modelli sono assolutamente da seguire e poi da calare sulla realtà che è quella nostra che è una realtà diversa. Presidente Maroni è il garante della pace all'interno della Lega, se non ci fosse lui Presidente potrebbe esserci qualche problema? Beh, Maroni è sempre stata persona di buon senso e pragmatico e saprà traghettare la nostra Lega, una Lega che più che essere lacerata è una Lega dalle tante anime, dai tanti pensieri, ma del resto è un grande partito che ha anche tante estrazioni sociali e culturali diverse per cui ognuno poi dice la sua.